Mogliano e Salva, dopo 9 mesi di blocco amministrativo, la giunta schiva il commissariamento. Futura e Libertà entra in maggioranza e lo fa con un accordo insolito, quello tra FLI, PDL e Lega. Un riordino però che dà una garanzia amministrativa alla città. E se a livello nazionale il terzo polo nasce dalla rottura con il PDL, a Mogliano queste divergenze sono state sorpassate. A livello locale le cose sono diverse. Io credo che sono stato eletto dai miei cittadini ed è a loro che io debba rispondere. E comunque, insomma, Futuro e Libertà è comunque un movimento di centrodestra e quindi in questa maggioranza io mi ci trovo bene. Il consigliere di FLI, che è uscito dalle fila del PDL lo scorso dicembre, entra in maggioranza come presidente del Consiglio Comunale, un ruolo ottenuto in cambio dell'appoggio alla giunta Azzolini. Vogliamo poter condividere, non vogliamo essere solo coloro che alzano la mano a comando. Ecco, quello è l'unico ruolo che ci permette, secondo me, di avere questa tutela. E in Consiglio Comunale entrerà un altro leghista dopo le dimissioni per impegni lavorativi dell'assessore alla sicurezza e il sindaco tuona contro i 4 consiglieri che sono passati all'opposizione dopo essere stati eletti nella lista civica che appoggiava il primo cittadino. Parte di gente che è stata eletta sotto il nome di lista Azzolini Sindaco ha tradito il sindaco, il coordinatore della lista Azzolini Sindaco ha chiesto ufficialmente le dimissioni, non si può passare dalla maggioranza all'opposizione, non è morale.